prima rettrice di una università statale italiana, quella della sua città, Udine. Da sempre si occupa di innovazione e non a caso è stata scelta dal Ministero dell'Istruzione come esperta per la diffusione della cultura scientifica tra i più giovani. Grande camminatrice, montanara e arrampicatrice, sa bene quali sono le risorse che servono per gestire situazioni di instabilità mentale e stress. Cristiana Compagno, professoressa di Economia e Gestione delle Imprese, Università di Udine. Bene, well-being dell'imprenditore familiare e della famiglia imprenditoriale. Well-being che cos'è? Benessere fisico, mentale. Benstare. È un tema, questo del well-being, antico e al contempo attualissimo. Antico perché nella antica locuzione latina mens sana in corpore sano erano individuati i due beni primari a cui l'umanità doveva tendere, la sanità dell'anima e la salute del corpo. Una visione olistica, inestricabile, attuale, perché nel 2015 le Nazioni Unite definiscono il well-being individuale come uno dei pilastri fondamentali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile del pianeta. Dal 2020 la mancanza di well-being è emergenza sanitaria, è emergenza sociale, è emergenza per i nostri giovani. Ora, perché parliamo di well-being in un forum di family business? È semplice. La misura del well-being individuale condiziona i nostri processi decisionali, condiziona i nostri comportamenti, condiziona le nostre azioni e inevitabilmente i risultati delle nostre azioni. Allora, quando questo individuo è un imprenditore, e poi vedremo un imprenditore familiare, bene, la misura del well-being che appunto va a individuare e a condizionare comportamenti, azioni e risultati, la posta in gioco qui è molto più ampia, perché gli effetti di una mancanza di well-being evidentemente non si fermano a livello individuale, ma si ripercuotono, soprattutto laddove siamo in presenza di imprese familiari all'interno dell'impresa stessa. E su questo punto torniamo tra un attimo. Il well-being è un tema complesso, è un tema studiato da diverse discipline, ma soprattutto ovviamente a studi psicologici. Diciamo che uno dei risultati convergenti a cui tutti gli approcci di psicologia al well-being sono arrivati è che una componente fondamentale per il well-being individuale, per preservarlo, per alimentarlo, è che l'individuo abbia e viva dentro relazioni sociali positive. E un altro risultato a cui tutti i diversi approcci di psicologia sul well-being sono arrivati è che un pilastro fondamentale del nostro well-being va ricercato, va richiamato nella famiglia, primo luogo embrionale di relazioni sociali. Allora proviamo a mettere insieme questi elementi e riconduciamo questo assioma al well-being individuale e poggia per larga parte sul well-being familiare. E parliamo di imprenditore familiare e impresa familiare. Un'impresa familiare che come sappiamo è un sistema complesso, è un sistema, il family business system, un sistema in cui interagiscono in modo interdipendente sistemi complessi, l'impresa, la famiglia, la proprietà. Ecco, la famiglia che trasmette valori, visioni, ma anche well-being, che è il collante di questo equilibrio dinamico fra i tre sistemi, ma anche il being. Ora, che cosa succede quando questo well-being si trasforma in il being? Quando cade il well-being dentro la famiglia imprenditoriale o per l'imprenditore? Gli eventi possono essere diversi, lutti all'interno della famiglia, malattia mentale e fisica dell'imprenditore, relazioni familiari conflittuali ad alto contenuto di emotività, stress da business che si ripercuotono come onde oceaniche all'interno della famiglia. Gli eventi possono essere tanti. Ecco, solo recentemente la
ricerca empirica e anche la letteratura si è soffermata nelle relazioni tra well-being o ill-being e risultati di impresa. Bene, conosco una impresa familiare di questo nord-est che ha passato un periodo difficilissimo di ill-being depressivo da parte dell'imprenditore, che percepisce a un certo punto di perdere il controllo della situazione per una crisi finanziaria in atto, data un'espansione sui mercati internazionali sbagliati. In quel momento la crisi depressiva dietro l'angolo interviene e vengono mobilitate le risorse all'interno della famiglia. Le risorse più importanti all'interno dell'impresa, collaboratori, dirigenti, dipendenti, vengono attivate le relazioni positive che c'erano con gli stakeholder. Ecco, questo ecosistema importante dell'impresa familiare diventa un elemento di una rete di sicurezza per le imprese familiari. Bene, quando si parla di well-being o ill-being per l'impresa familiare, di coping resources, cioè di un sistema di sicurezza che viene realizzato attraverso la messa a disposizione e la creazione preventiva nel tempo di risorse. Quali sono queste risorse? In capo alla famiglia, in capo all'impresa, in capo alla famiglia, coesione, sense of purpose, solidità psicologica, capacità relazionali. In capo all'impresa, capacità cognitive, capacità organizzative e manageriali, capacità relazionali. Bene, queste sono definite coping resources e di fronte a situazioni di ill-being che colpiscono la famiglia imprenditoriale e l'imprenditore, queste sono le risorse che consentono alla famiglia in qualche modo di superare la situazione di ill-being e di ripristinare l'ill-being. L'altro elemento importante che emerge da situazioni di ill-being di famiglie imprenditoriali e di imprenditori è la consapevolezza vera che il well-being è un asset strategico per l'impresa, in particolare per l'impresa familiare, che va continuamente preservato, che va continuamente custodito, alimentato e nel tempo monitorato, anche attraverso la costituzione preventiva di queste risorse buffer che mettono in condizioni il Family Business System di affrontare situazioni veramente anche drammatiche, ripristinando condizioni di equilibrio nel complesso sistema del family business. Grazie.